buonasera a tutti, chi non seguite sul blog. Stasera vediamo delle selezioni americane che ha vinto Trump. Ha vinto si sfavorito, infatti tutto canto si pesante, sono analisti, insomma, chi si sta zicchendo la politica chi inghiata Clinton. E invece no, ha vinto Trump. Ha vinto Trump, chissà politica sua, chissà campagna sua, che in tutta la dichiarazione forte che ha fatto durante la campagna elettorale. Dal suo punto di vista geopolitico, ite cambia o ite può scambiare? Basta denarre chi ha nato, i suoi promesso di querer fraicare un muro su Messico, chi querer che spacca chi sa Russia, Nammo, Ligai, e chi all'interno del Senato che chi tutto canto sono stati che contribuiscono appunto a Senato devono contribuire e spendere su chi batta di spendere, non chi metta i status chi non spende tutto e chi praticamente ha che sparassita all'interno e metta altre cose. Basta però denarre una cosa, secondo me e secondo los analistas basta denarre che non è una bomba a orologeria come te sono nande, che comunque sul sistema americano è fatto in maniera tale che chi è stata all'interno della Casa Bianca non è una persona sola su comando. Infatti sì, bisogna la selezione ogni 2 anni per il rinnovo del suo Parlamento, che è questo che ha approvato la legge. E poi non beste solo isso, insomma, che beste sul Pentagono, beste sa CIA, beste salta corte e un montone di contrappesos che firmano su pruse sala volta non ha che fare su presidente tutto su chi di a querer fare. Un'altra variabile importante scusa della realtà, che ISU ad esempio ha promesso di essere non ero sa Cina assolutamente, però può essere a maniera che tenza una politica più dura contro la Cina, contro la svalutazione appunto della moneta cinese può essere più concorrente, aumentando però sempre che la Cina è il primo creditore adesso americano. Popolarmente come te potremmo narrare? Questa volta s'offerta a noi meta bella, sul profilo politico di Ambarduos è meta basso, ecco, che comunque Trump non è un usanto, Clinton non è arena di Acherostia. De sar due cose a livello popolare potremmo narrare che su prus pulito tenia Sarunza, ovviamente stiamo parlando a livello politico e non personale. Poi torna a narrare, non a essere una persona sola su comando, e vorzi su pure sarà volta si partiti commenti incendiario si vini tutto a che su pompieri. Amo sapere se realtà ite nosata a proporre. Come vi saluto, vi invito sempre a non seguire all'interno del suo blog nostro, Cicos Blog. Alla prossima, vi saluto, Maurizio Carta, Londra.